Da fuori un normale residence per turisti che arrivano a Padova. All'interno di queste mura in via Guizza Conselvana, al confine con il comune di Albignasego, però 4 appartamenti venivano utilizzati come 4 case di appuntamenti. A gestirli erano un gruppo di prostitute straniere, il blitz della polizia locale di Padova dopo le numerose segnalazioni dei cittadini che abitano vicino al residence perché l'andirivieni di uomini era costante sia di giorno che di notte. Prima di fare irruzione all'interno dei 4 appartamenti che risultano di proprietà di una società con sede nel Vicentino, gli agenti della polizia locale hanno fermato alcuni clienti che erano appena usciti dalle abitazioni o che stavano cercando di contattare le donne all'interno. Tutti hanno ammesso poco candidamente di aver consumato un rapporto sessuale e di aver pagato dai 30 ai 100 euro. Una volta all'interno i vigili hanno trovato le donne che sono state tutte identificate. Arrivano dall'Est Europa e dal Sud America. In Italia da tempo hanno raccontato di aver preso in locazione gli appartamenti tramite alcuni siti del settore alberghiero turistico, visto che la struttura, dotata di 25 unità abitative, ospita di frequente i turisti. Una volta ottenuto l'affitto, le prostitute contattavano i potenziali clienti tramite internet, dando loro appuntamento nel residence. Al momento le indagini della polizia locale continuano per verificare se altre persone siano responsabili di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.